Innanzitutto buon pomeriggio, porto anche il saluto del Presidente Zaia che mi ha pregato appunto di ricordare quanto è importante sia il mondo dell'artigianato della Regione del Veneto. Devo ringraziare il Confartigianato Veneto, in particolare il Presidente Balchiero, perché ha voluto inserire il turismo all'interno di questa importante manifestazione del Confartigianato, perché si parla tanto di turismo, ci mettiamo sempre la bocca da questo roboante termine, ma poi nella sostanza vediamo che rimane sempre un po' a margine delle politiche anche a livello locale. Averlo voluto inserire puntualmente in questo dibattito, credo, devo rendere merito al Confartigianato che l'ha portato a livello più appropriato. Il turismo oggi in Veneto rappresenta magari un po' più industria, vorrei darvi due numeri, magari sono numeri scontati ma magari qualcuno non li conosce nel dettaglio. Stiamo parlando del Veneto, prima regione in Italia per presenze turistiche, sesta destinazione in Europa, quasi 16 milioni di turisti ogni anno scelgono il Veneto per trascorrere le loro vacanze e oltre il 65% sono turisti che arrivano da fuori paese. Molti di questi dal nord Europa, in particolare da paesi di lingua tedesca, ma stanno crescendo sempre con maggior forza i turisti che arrivano da Est Europa, Oriente e anche Sud America. Stiamo parlando di un'industria con un fatturato che si aggira attorno ai 10 miliardi di euro. E non sono 10 miliardi di euro che vanno a concentrarsi in pochi importanti industrie che poi magari non sappiamo dove portano i loro profitti, ma si riverbera su tutto il territorio. Ed è altrettanto giusto pensare che il turismo non è legato solamente a quelle che sono le categorie classiche degli albergatori e degli operatori, ma c'è un indotto molto ampio che interessa soprattutto il mondo dell'artigianato. Pensiamo a tutto l'aspetto della manutenzione e di tutto il sistema di accoglienza. Gli alberghi, i bed and breakfast, i campeggi hanno bisogno di artigiani che rendano sempre la qualità dell'offerta all'altezza della situazione. Pensiamo poi a tutto ciò che è lo shopping, che il turista con grande interesse cura quando viene in Italia, in particolarmente nel Veneto. Quindi pensiamo a quante altre attività artigiane che producono prodotti di altissima qualità possono trovare interesse nel far crescere il sistema del turismo nel Veneto. Fa anche particolarmente piacere perché questa è la prima uscita regionale dopo l'approvazione di un'importante legge. Il 30 maggio scorso, finalmente, dopo 2 anni di lavoro, è stata approvata una nuova legge per il turismo in Veneto. Era necessario perché il turismo sta cambiando. Voi tutti ricorderete, fino a 15-20 anni fa, quando si andava in vacanza, si sceglieva una località, si rimaneva per 15-20 giorni e forse nemmeno ci accorgevamo di cosa stava attorno a quella località. Oggi le abitudini sono molto diverse, spezziamo le nostre vacanze nell'arco di tutti i 12 mesi, scegliamo località diverse, facciamo vacanze più brevi, in quella brevità di tempo che ci vogliamo prendere per una vacanza, vogliamo vivere delle emozioni. Cioè, le emozioni si vivono con il cibo, con il territorio, con la storia che quel territorio può esprimere e con i prodotti che quel territorio può esprimere. Quindi sul turismo credo possiamo puntare sicuramente per dare ad alcune nostre realtà del nostro territorio la possibilità di ripartire con un concetto di produzione locale molto più vero, molto più forte rispetto a quello che magari avevamo prima. Quindi il dibattito stamattina è stata la conferma del forte connubio tra artigianato e turismo. E noi consideriamo il turista come nostro ambasciatore nel mondo quando torna a casa e magari qua ha assaggiato un vino di un certo tipo, il piatto di un altro tipo, ha visto un prodotto di un altro che lo hanno affascinato, quando torna a casa si spera che possa chiedere al proprio fornitore, al proprio negoziante, quindi coccolare il turista e far vedere quanto di buono e di bello noi possiamo offrire è un aspetto di promozione molto importante. Poi credo che con grande intelligenza di lungimirante Zaia abbia voluto inglobare in un unico assessorato tutta l'attività di promozione. Per un atto di promozione integrata significa che quando mi muovo sì, promuovo il mio territorio, promuovo il turismo del territorio di me, ma promuovo anche i prodotti.
perché l'immagine che dà il Veneto all'esterno, oltre che magari andando anche un po' più lontano del territorio di prossimità, con l'immagine del Made in Italy, è un richiamo molto forte. Potete pensare che in giro per il mondo, i prodotti che uno dell'altro si richiamano al Made in Italy, sono tantissimi, circa l'80% non sono italiani, sono contraffatti. Allora, io mi chiedo, ma è solo un problema di tutela, solo un problema di controllo? Io credo sia anche un problema culturale. Il nostro impegno è quello di andare in giro per il mondo e raccontare